Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Operazione antidroga a Gela, dove 11 persone sono state soggette a perquisizioni per aver sviluppato una fiorente attività di spaccio tra il settembre 2020 e il febbraio 2021. La cocaina veniva acquistata per poi rivenderla a dettaglio. Un incendio ha letteralmente distrutto un fienile e alcuni mezzi agricoli nel territorio di Petralia Sottana. Ad accorgersi delle fiamme è stato il sindaco Pietro Polito, che ha chiamato i vigili del fuoco. Danneggiati anche un trattore e un furgone. 8.600.000 euro. Questa è la cifra destinata alle aziende sanitarie provinciali della Sicilia per interventi effettuati dalle case di cura del 2023 e volti a ridurre le infinite liste d'attesa. Le somme saranno distribuite in base al tetto di spesa provinciale. A Montelepre, in provincia di Palermo, i vandali hanno devastato gli arredi allestiti per la realizzazione del tradizionale villaggio degli Elfi, fatto di casette, luci e addobbi per far sorridere i più piccoli. Ammonta a 9 milioni di euro la somma richiedibile da parte dei viaggiatori alle compagnie per via dei disservizi aerei previsti in vista delle imminenti festività natalizie. Un trend in crescita nell'ultimo periodo è destinato ad aumentare vertiginosamente nelle prossime ore. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà questo pomeriggio alle 19:30.